capitano, tu dovevi essere parte del gruppo e invece Sono fatto male. ti dispiace un sacco. Sì, abbastanza. Però è sempre venuto. Sempre venuto qua, sempre presente, sempre qua con noi a tifare per i suoi compagni. Insomma, però è vero che c'è rivalità, c'è una bella guerra positiva. Sì, mamma mia. È talmente veloce come torneo e il fatto che tutti incontrano tutti non c'è mai la sicurezza. E anche ogni anno ci sono squadre diverse che ambiscono alla finale, quindi anche questo è positivo. Noè, tu sei il capitano. Sì, Raccontami un po' di questa esperienza. abbiamo giocato bene, però la classifica non è come... cioè, poteva andare meglio. I punti non rispecchiano alle partite che abbiamo giocato. Vuol dire che la guarderemo a testa in giù, va bene? Com'è stata anche l'esperienza di trovarvi così, giocatori che vengono da diverse società, però con un unico impegno, no? Sì, è stata un'esperienza bella, anche fare nuove conoscenze e amicizie è stato molto interessante. È un'esperienza bellissima, è un torneo strutturato molto bene, per loro è un'esperienza bella, fanno quello che gli piace fare, cioè calcio, con dei ragazzi che hanno le loro stesse aspettative, i loro stessi interessi, i loro stessi sogni ed è sempre molto bello. Più agonismo tra i ragazzi o tra i dirigenti, allenatori? Assolutamente tra i dirigenti, questo sì. Noi abbiamo ragazzi degli anni scorsi che ancora si trovano, che ancora hanno fatto gruppo, che ancora fanno festa insieme. È davvero un modo molto aggregante e molto positivo. Una bella esperienza, è piaciuto molto a tutti, grazie. Si impara molto ed è tutta esperienza che si porteranno dietro fino a quando diventeranno grandi. Un torneo che per voi continua a essere importantissimo. Sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, Beppe Nicolli per carità non è conosciuto da tutti perché è passato qualche anno, ma il fatto stesso che noi abbiamo riconosciuto il PMO Fair Play alla figlia che è sempre presente con le sue figlie, quindi con le nipote di Beppi, ci fa tanto piacere. È una persona, cioè mi sembra di rivedere il padre, dolce, sempre delicata, sempre al suo posto, mai invadente e quindi noi siamo contenti che il papà venga ricordato in questo modo, sui campi e anche con le persone che lui ha amato tantissimo. Io spero che un po' di bene abbia voluto anche a me, sono sicuro che me ne ha voluto. Sì, emozionata e la dedico sicuramente al mio papà, certo, che sento sempre vicino, quindi onorata, emozionata, sì. Con le figlie, quindi la cosa continua. Sì, sì. Loro non hanno conosciuto il nonno, però lo sentono come comunque una presenza affettiva e forte. Uno dei tornei più belli degli ultimi anni, secondo me, a livello organizzativo ma anche a livello di tecnica e di squadre, perché abbiamo visto vincere il Venezia che effettivamente ha meritato, che è una delle delegazioni non tra le più grandi ma che ha fatto vedere una delle squadre più belle e che quindi ha meritato il trionfo che ha avuto.